Lastianevas? Lastianevas accoventan per mettere sui sampoins. E di due tipi, sia di chiara che di vaccia. Las facevano cimò, las facevano cimò. Si capì che in mondo, no, loro, i pastori, quando avevano il tempo, il primo periodo no, ma dopo, che erano ingegnosi, le facevano in mondo. La grande parte le facevano di Laris. E le facevano dopo da luna di Ferragosto, dal vecchio di luna di Ferragosto, e avevano la comodità di plearlas col sir. Perché il sir viene quetta a 80 gradi, dopo fatta la squetta. Allora che lì era un sistema ideale che adoperavano i vecchi. Lastianevas si trovano cimò, non sono più usate. Ma si adoperano in cimò, mancul di tim di tan mancul, diciamo che sono che sta appassionati che la adoperano, che vanno in cimò c'è ricco che sampogni. E non si infortunati che viene a fare questo lavoro di hobby che dopo mi infatti come di vari tipi di legni, però non modulari. Ma si chiamano i sampoins? Ultimamente ditte che fanno i sampoins sono in Austria, e in Italia, e diciamo che fanno un po' dappertutto, anche in Sardegna per dire fanno, no? Però che si cerca di mettere su nota questa zona, qui sono anche gli austriaci. Dopo campanei, tu sai che sono fare anche i campanei, no? Che io faccio anche chi di no, e anche fuori di aria faccio, e in Svizzera, in Austria sempre, comunque tutte le fonderie che fanno in bronzo, il sistema, come che fanno in bronzino, fanno in campanei. C'è più grandi che sono che chi di una legna? Allora, che lì lo fanno in Austria, che già è qui, che stentje, che qui invece lo fanno in Svizzera, che serie qui, e se no è che serie qui che sono sloveni, che sono vecchi però. Allora Maurizio, ce ne si trovano per fare Lastianevas? Allora, noi prima il coccolar, il larish, l'aier e il salenk. Diciamo che si presta bene il coccolar per fare roba in tai, per fare lavori in tai. Dopo io in tai anche il salenk, ma c'è tanto più duro. E l'aier anche, alle onda d'orotto. Ci potete nascere questa passione? Ma io ho sempre avuto passione di mai. Comunque ho imparato di mio padre, che mi ha insegnato a farlas. Dopo io ovviamente le lavoro anche in tai, faccio dei lavori che magari una volta non veniva in faccia. Allora Christopher, chi di solito fa la stella alpina, dopo sore ci rifà il cur, e se no il sole celtico, che qui sono lavori vecchi, e con la cornice anche, e se no qualche un motivo geometrico anche questo, insomma. Pratica che avviene tagliare l'arbore, dividuto a metà, dopodiché viene fatto l'innesto è fatto di due parti, una parte con spinotto e una parte col foro. E una volta fatto l'innesto verrà pleata con l'ago bollente, dopodiché verrà assemblato e rifinito. Una volta rifinito si mette la clave, il cavic, il chiamato cavic qui. Dopodiché si fa il lavoro in taglio. Allora, quel che è un altro sistema di chiave che viene fatto. In pratica si viaggia in due tox. Il lavoro è doppio, due spinozzi ovviamente.
Allora mostrami come si fa. Sì, come proviamo a fare un cur, in pratica io avevo già fatto in precedenza il disegno e come seguisci la linea. Allora i motivi scritto in testa da stianeva, per non hai tirato fuori. Un po' scendere dai libri dei musei e un po' ci chiarate la stianeva di una volta. Dopo ovviamente la fantasia tu metti ciò che diventa chiave, insomma. Stelle alpine, forte, ci fai, motivi geometrici in generale, insomma. Allora Aristide, ci sono i coventi nella stianevas. La stianeva si coventan per mettere sui sampoins. E di due tipi, sia di chiara che di vaccia. La sfasano cimò, la sfasavano cimò. Si capisce che in mondo, no, loro, i pastori, quando avevano il team, il primo periodo no, ma dopo, che erano ingegnosi, la facevano in mondo. La grande parte la facevano di Laris. E la facevano dopo da luna di Ferragosto, dal vecchio di luna di Ferragosto, e avevano la comodità di plearlas col sir, perché il sir aveva a 80 gradi, dopo fatta la squetta. Allora che lì era un sistema ideale che adoperavano i vecchi. La stianeva si droppano cimò, non sono più usate. Ma si adoperano in chimò, mancul di team di tan mancul, diciamo che sono che sti appassionati che la adoperano, che vanno chimò c'è che sampogni e non si infortunati che vengono a fare questo lavoro di hobby che dopo mi fatta come di vari tipi di legna, però non modulari. Ma si chiamano i sampogni? Ultimamente ditte che fanno i sampogni sono in Austria, e in Italia, e diciamo che fanno un po' dappertutto, anche in Sardegna per dire fanno, no? Però che si cerca di mettere su nota questa zona, qui sono anche gli austriaci. Dopo campanei, tu sai che sono facendo i campanei, no? Che io faccio anche di no, e anche fuori di aria facevano, e in Svizzera. Svizzera, in Austria sempre, comunque tutte le fonderie che fanno in bronzo, il sistema, come che fanno in bronzino, fanno in campanei. C'è dei grani che sono che chi di una legna? Allora, che lì lo fanno in Austria, che già è qui, che stentje, che qui invece lo fanno in Svizzera, che serie qui, e se no è che serie qui che sono sloveni, che sono vecchi però. Allora Maurizio, ce ne si droppano per fare la stianevas. Allora, noi dobbiamo il cocolar, il larish, l'aier e il salenk. Diciamo che si presta bene il cocolar per fare roba in taglio, per fare lavori in taglio. Dopo io in taglio anche il salenk, ma c'è tanto più duro. E l'aier anche, alle onda d'oro. Ci potete nascere questa passione? Ma io ho sempre avuto passione di mai. Comunque ho imparato di mio padre, che mi ha insegnato a farlas. Dopo io ovviamente le lavoro anche in tai, fasi dei lavori che magari una volta non veniva in faccia. Allora Christopher, chi di solito fa la stella alpina, dopo sora e ci rifà il cur,
e se no il sole celtico, che sono lavori vecchi, e con la cornice anche, e se no qualche è un motivo geometrico anche questo, insomma. Pratica che avviene tagliare l'arbolo, dividuto a metà, dopodiché viene fatto l'innesto è fatto in due parti, una parte con spinotto e una parte con foro. E una volta fatto l'innesto verrà pleata con l'aga bollente, dopodiché verrà assemblato e rifinito. Una volta rifinita si mette la clave, il cavic, il chiamato cavic qui. Dopodiché si fa il lavoro d'intaglio. Allora, quel che è un altro sistema di chiave che viene fatto. In pratica si viaggia in due tocchi. Il lavoro è doppio, due spinozzi ovviamente. Allora mostrami come si fa. Sì, come proviamo a fare ancora, in pratica io avevo già fatto in precedenza il disegno e come seguisci la linea. Allora i motivi scritto in testa da stiane, ma per non tirato fuori. Un po' si andava ai libri del museo e un po' si è chiarato la stianima di una volta. Dopo ovviamente la fantasia, tu metti ciò che diventa chiaro, insomma. Stelle alpine, forte, ci fai, motivi geometrici in generale, insomma.